L'erede risponde dei debiti del decuius? Se sì, in quale misura? Uno dei quesiti che si rivolgono spesso a un avvocato in tema di successione riguarda la sorte dei debiti del decuius. Solitamente questa domanda è posta dai chiamati all'eredità che sono a conoscenza della situazione patrimoniale del decuius e dei debiti maturati da quest'ultimo. Il Codice civile disciplina specificamente la sorte dei debiti e dei crediti dell'eredità. In particolare, l'articolo 752 del Codice civile prevede la ripartizione dei debiti del defunto tra i coeredi in base alle quote di eredità. Il frazionamento in quote del debito è un effetto automatico. L'unica eccezione riguarda la deroga espressa del testatore. Facciamo alcuni esempi. Se muore Tizio, marito di Caia e padre di 2 figli, e l'eredità è devoluta in base alla legge, al coniuge e ai 2 figli, i coeredi dovranno rispondere dei debiti di Tizio in base alle rispettive quote di eredità, cioè Caia e i 2 figli saranno obbligati a pagare 1/3 ciascuno del debito di Tizio. Se invece Tizio ha fatto testamento allo scopo di attribuire alla moglie Caia, insieme alla quota di legittima che le spetta per legge, anche la quota disponibile, e ai 2 figli la sola quota di legittima, i coeredi dovranno rispondere dei debiti di Tizio in base alle rispettive quote di eredità, cioè Caia dovrà pagare la metà del debito di Tizio e i 2 figli saranno obbligati a pagare 1/4 ciascuno. La regola che abbiamo enunciato riguarda i rapporti interni tra i coeredi e non il creditore, il quale alla morte del debitore potrebbe rivolgersi anche a uno solo degli eredi per chiedere il pagamento di tutte le somme dovute. Ad esempio, perché non conosce l'identità di tutti i coeredi, oppure non è a conoscenza del testamento redatto dal debitore, oppure ancora perché è più sicuro della capienza di un erede piuttosto che di un altro. In questo scenario il coerede destinatario della richiesta di adempimento ha l'onere di informare il creditore delle vicende successorie e quindi di indicare la propria quota di eredità. Seguendo l'ultimo esempio di cui sopra, il figlio di Tizio, destinatario della richiesta di pagamento integrale del debito ereditario, è tenuto a informare il creditore dell'esistenza di altri coeredi e del contenuto del testamento redatto dal padre allo scopo di pagare un importo di denaro pari a 1/4 del debito paterno. Sarà il creditore a rivolgersi alla moglie Caia e alla figlia per ottenere il pagamento delle ulteriori somme, nella misura pari alle rispettive quote di eredità. La regola del frazionamento in quote vale anche per le spese funerarie. Se un coerede si fa carico delle spese successive alla morte del decuius, ha il diritto di chiedere il rimborso pro quota agli altri coeredi. Il frazionamento in quote vale anche per l'ipotesi del debito solidale. Con la morte di uno dei debitori in solido non viene meno la solidarietà tra i debitori, ma il coerede del debitore defunto sarà obbligato al pagamento insieme agli altri obbligati in solido fino alla concorrenza della propria quota ereditaria. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.